Giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila. È il 289esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 77 al termine. Il sole sorge alle 7:27 e tramonta alle 18:25. La luna si leva alle 5:20 e tramonta alle 18:09. Nasce a Venezia Giustina Renier Michiel. Donna di raro ingegno, chiamata per la sua bellezza la Venerina veneziana, scrisse una preziosa opera, Origine delle feste veneziane, tributo d'amore alla città che la Renier aveva anche difeso sdegnosamente dalle accuse del visconte di Chateaubriand. Le previsioni per domani. Nuvolosità irregolare più frequente e consistente in pianura, alternata a schiarite più significative in montagna al pomeriggio, specie sui settori occidentali. Precipitazioni. Sulla pianura sudorientale e costa, probabilità medio-alta di precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale. Temperature minime in diminuzione, salvo risultare stazionarie in quota, massime prevalentemente in rialzo, salvo sui settori sudorientali della pianura e in quota, dove risulteranno in diminuzione. È legata ad un gesto d'amore la prima citazione storica di Vigonza. Comune padovano alle porte della città del Santo, è certamente da visitare per poi perdersi tra i tanti cardi e decumani ancora oggi presenti nel reticolato di strade che da qui si snodano verso nord-ovest. Dicevamo della citazione amorosa perché era la località della fanciulla che, perdendo la propria verginità nella prima notte di matrimonio con Giovanni del Fu Martino di Piove di Sacco, il mattino successivo ebbe il regalo stabilito per legge dai Longobardi, altrimenti detto Morgen Cap, e naturalmente definito dal relativo atto di matrimonio. Isabella de Viguncia, anno 999, per un territorio decisamente diverso da quello che vediamo oggi. Per tutti Vigonza è il primo paese della Noalese verso Treviso, ma anche verso Santa Maria di Sala e Venezia. Sarà per questo che secondo molti il nome deriverebbe da biguncia, ovvero biforcazione. Capoluogo tagliato dalla regionale e vissuto in genere di passaggio, con la frazione di Busa, per decenni abbinata alle interminabili code provocate dal sottopasso della ferrovia. Altra località è Perarolo, che nulla ha a che fare con quello cadorino, visto che il toponimo rimanderebbe ai cumuli di pietre qui scaricate per poi essere utilizzate per definire strade e confini. In realtà Perarolo ha qualcosa che lo lega al bellunese ed è il Cristo Moro all'interno della parrocchiale di Sant'Andrea, opera di Andrea Brustolon. Come Vigonza, anche qui, guardando la modernità di questi orizzonti, fa specie pensare che i primi atti che citano Perarolo risalgano al 1064. Ma del resto, per molti secoli l'agricoltura e la povertà di questi luoghi hanno mantenuto una storicità che solo negli ultimi 50 anni è stata letteralmente stravolta. Quello che non è cambiato è il reticolato romano, raccontato dal centurione Pietro, che probabilmente aveva la sua villa a Peraga, da Petrus appunto. Prendendo via Paradisi, direzione nord-est, si sbocca lungo via Cornara, splendido esempio di Cardo Massimo, che incrociandosi più in su con il decumano di via Caltana, ovvero strada verso il mare, rende perfettamente l'idea di quanto avanti fossero gli agrimensori romani. E se queste viste e queste strade non vi affascinano, sempre a Peraga c'è quello che rimane del castello e del mulino della famiglia omonima, ora Villa Bettanini, dopo essere stato possedimento anche dei Michelis. Forza delle acque regimentate dalla conoscenza dei monaci benedettini di Sant'Ilario a Venezia, che qui ebbero per secoli le decime derivate dalle bonifiche delle centuriazioni, abbandonate con l'arrivo dei barbari. A nord di Peraga c'è Pionca da Pluncam, ovvero ponte. Del resto c'è ancora un corso d'acqua che nasce nei pressi della frazione di Barbariga, dove da vedere c'è la splendida Villa Basaglia. Continuando tra le comunità che formano il comune di Vigonza non può mancare Codiverno, area più a nord, il cui nome deriverebbe da Corte d'inverno per via della coltivazione diffusa in zona della segale.
Del resto qui è ancora operativo il mulino Santon, mentre è confermato che in epoca imperiale qui Roma coniasse le monete per la zona, segno di estrema importanza economica. Ma di luoghi e storie Vigonza è colma per chi ci passa, basta avere un po' di tempo e la voglia di scoprire. E l'ultima immagine la lasciamo a questo obelisco in via Prati a Vigonza. Qui si ricorda l'incontro tra Vittorio Emanuele II e Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria. È il 6 aprile del 1875 e qui si sancì la fine delle guerre d'indipendenza e l'avvio dell'Italia unita, in un percorso che si concluderà con la fine della Grande Guerra il 9 novembre 1918.